Maestro Bagliana, si dice che nessuno è profeta in patria, però questo riconoscimento dal Comune di Farra ha un grosso valore. Certamente non me l'aspettavo, è veramente giusto quello che lei ha detto, Nemo profeta in patria, ma questa volta i cittadini, il sindaco e l'amministrazione comunale hanno visto nella mia persona qualcosa che hanno bisogno anche di un po' di aiuto. Io ho donato quell'opera lì per dare un po' di sanamento a una situazione che conosciamo ben tutti e speriamo di risolvere il problema a breve tempo, come diceva il mio amico Vittorio Sgarbi. Sono contento perché essere nominato cittadino onorario e avere la chiave del paese di Farra di Soligo mi riempie di gioia, in quanto io sono nato a Cossamartino, proprio in questo comune di Farra. Grazie. Prego. Professor Vittorio Sgarbi, Carlo Bagliano, un grande artista. È un artista che è legato alla sua terra e che ha rappresentato con molta coerenza e senza paura di essere fuori moda il mondo contadino, il mondo dei poveri, il mondo della vita. Poi ha rappresentato anche il mondo di quello che sta sopra di noi, sia pure sulla terra, che sono i papi, in particolare Papa Giovanni, che è il simbolo del collegamento fra gli uomini e Dio in una visione di cristianesimo che abbia una profondissima umanità, perché il cristianesimo nasce come una religione dell'uomo ed è di tutte le religioni quella in cui i valori umani e i valori cristiani, a parte la questione sessuale su cui anche il cristianesimo ha mostrato molta resistenza e molta preoccupazione, molto pudore, ma è l'unico aspetto. E in Treviso proprio Signore e Signori e i film come quello indicavano la licenza sessuale di molti, ma nei comportamenti e nei rapporti fra le persone il cristianesimo identifica dei valori profondamente umani e quindi sia rispetto ai valori popolari, sia rispetto anche, mi è stata donata una ballerina, quindi al piacere della bellezza a cui pure Bagliana guarda, sia soprattutto al coraggio di affrontare dei temi rappresentativi come quelli delle figure dei papi che nessuno scultore ha voluto affrontare perché sembrava come una posizione antimoderna, ma lui nella figura di Papa Giovanni, che in tanti monumenti ha rappresentato, ha identificato proprio dei valori profondi, quindi la sua grandezza è nella umiltà e nella capacità di farsi interprete di quello che la scultura del Novecento ha invece ritenuto non interessante o non perseguibile per ragioni estetiche. Quindi ha preferito i valori umani ai valori estetici e questo è sicuramente importante e che lo premi la sua città natale, dando la cittadinanza onoraria, mi sembra una cosa molto positiva. Che poi quella città abbia delle difficoltà che mi sono state esposte prima è questione che riguarda i rapporti tra lo Stato e le amministrazioni, i rapporti fra gli investimenti privati e le concessioni, questioni molto complesse a cui mi pare di aver capito che lui ha tentato di dare in qualche modo compensazione con una statua donata, quindi si intersecano molti problemi perché l'uomo non è soltanto i valori alti e ideali ma è anche le questioni quotidiane e le vicende che investono la vita delle persone. Il Comune dovrebbe, come ogni buona amministrazione, occuparsi dei beni comuni, dei servizi, delle cose utili, quindi un comune che non è messo nelle condizioni di funzionare è un comune che non risponde alla sua stessa natura, allora è meglio chiudere il comune, chiudere il sindaco e autogestirsi sul piano delle autonomie amministrative di ogni azienda. Le aziende sono nella comunità che un comune rappresenta, quelle che producono ma anche quelle che hanno una serie di servizi che il Comune deve garantire, per cui la situazione di Farra di Soligo è una situazione che deve essere comunque risolta, un tentativo di un cittadino virtuoso di dare un contributo è anche quello della donazione di una scultura, quindi anche in questo c'è una grandezza di Bagliana nell'amare il suo paese e nel voler essere presente, ma soprattutto la sua grandezza è nell'umiltà di affrontare argomenti infischiandosene di quello che l'arte impone o chiede per essere alla moda o per essere d'avanguardia. Lui non è preoccupato dell'avanguardia, è preoccupato della verità degli uomini e di quello che la scultura, in questo caso la disciplina che ha scelto, consente di rappresentarne. Professore, quando lei parlava il pubblico era a bocca aperta, come si spiega questo grosso seguito che lei sempre ha? Beh, questo va chiesto a chi lo percepisce. Io
parlo raccontando quello che penso. Infatti ho meditato, in vista delle prossime elezioni, di fare un movimento che si chiama Rinascimento, che ha un nome che non solo corrisponde alla più grande civiltà mai espressa dell'uomo nel 400 e nel 500, ma anche qualcosa che ha a che fare con la rinascita dell'uomo e con la rinascita legata a una visione divina. Quindi oggi ho indicato dei valori fondamentali del cristianesimo che sono valori dell'uomo, e un partito politico che non si nasconda dietro falsi nomi come 5 Stelle o Forza Italia, che non vogliono dire niente, deve avere il coraggio di far coincidere il nome che ha scelto con i valori che vuole rappresentare. Credo che l'Italia abbia nel Rinascimento e nell'arte il suo destino, e che sia opportuno che qualcuno lo dica in maniera forte, per cui questo discorso che ho fatto in chiesa era sia quello per onorare il cittadino onorario, sia un programma politico anche in senso lato di una diversa concezione del rapporto fra chi comanda e i cittadini, perché ci sia l'orgoglio di essere italiani, di essere cristiani, di essere figli del Rinascimento. Quindi il discorso evidentemente è piaciuto, vuol dire che il progetto politico piacerà. Professore, in bocca al lupo per il suo movimento e grazie. Grazie.